Quarta corsa, cavalli di 4 anni sono in 10 al via, 1 Zenox B, Vincenzo Pisquoglio, 2 Zasabond, Salvatore Valentino, 3 Zea, Marco Stefani, 4 Zubafont, Francesco Virzi, 5 Zaraget, Roberto Vecchione, 6 Zefir, Sandro Miraglia. In seconda fila 7 Zagaran Bigi, Walter D'Ambrogio, 8 Zara Sco, Gennaro Pacileo, 9 Zagorit, Emanuele Ossani, 10 Zoara Benal, Luca Dovera. Rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 7. Stacco della macchina. Veloci sono Zea e Zarajet. Zea scende alla corda davanti a Zasabond, al largo Zarajet, ma c'è l'errore di Zea sulla curva. Numero 3 Zea squalificato. Passa al comando Zarajet con Roberto Vecchione, mentre in seconda posizione Zasabond a precedere via via gli altri. Tanto in vantaggio la figlia di Pine Chip arriva al paletto dei 400 metri in 30 e mezzo. Vediamo Zenox B quarto alla corda. Tanto avanza al largo Zagorit con Emanuele Ossani. Non trova anticipi, quindi ne approfitta. Sempre si mantiene anche terza alla corda Zara Sco. Invece Zenox B è uscito per... anzi il numero 4 di Zubafont, che è uscito a largo ma si getta di galoppo qui al passaggio davanti alle tribune. Numero sempre 4 Zarajet in vantaggio su squalificato. Zasabond, poi Zarasco, l'esterno Zagorit con Zenox B che accenna a spostare all'esterno, lasciando la posizione alla compagna di colori Zagaran Bigi che filtra quarta alla corda. Intanto arriviamo al chilometro passato dalla battistrada in 1.17.6, sempre in seconda posizione alla corda Zasabond a precedere Zarasco. Sembra in difficoltà all'esterno Zagorit che viene scavalcato da Zenox B, ci prova Vincenzo Pisquoglio ad avanzare col figlio di Equinox B, ma Zasabond è sempre lì in seconda posizione dietro a Zarajet. Zenox B si fa però più minaccioso, attacca in maniera decisa Vincenzo Pisquoglio a 200 metri dalla conclusione, l'ultima curva è passata in 15 e mezzo. Retta d'arrivo, duello fra Zarajet e Zenox B, insiste all'esterno Zenox B, cerca di difendersi la femmina, ma alla fine Zenox B che viene a vincere davanti a Zarajet, mentre lotta per il terzo tra il numero 2 di Zasabond e il 7 di Zagaran Bigi. La vittoria quindi per Zenox B, Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata, che ha battuto una pur valida Zarajet che se l'è fatta al comando. Viene a vincere Colori e Training sempre di Vincenzo Pisquoglio. La quota in chiusura per il figlio di Equinox B è di 2,20.